Mamma zia, eccoci tornati in pianura padana, che umido estremo. Oh, è passato il 15 agosto, non trovi ancora un cacchio di parcheggio, è una roba incredibile. E allora sai cosa si fa quando non si trova parcheggio? What? Si attiva il pulsante Mieti Trebbia di Pulmin, cioè c'è proprio il pulsantino col simbolo della Mieti Trebbia, tu clicchi quello e via. Italia, guarda le brum brum dei poveri. Wow! Porcazza la miseriazza, mondo vloggatico. Allora, niente, la pompa che secondo me sta andando, la pompa dell'acqua. Allora io intanto l'ho spostata, l'ho messa giù di pancia, probabilmente perché vedi quel cavo di acciaio non sia troppo piegato. Gli ho alzato un po' la pressione, adesso gliela alzo ancora di più. Guarda, la pressione, ho tutte e due le mani occupate, non posso farti vedere. Comunque guarda, qua vedi sopra c'è una vitina e lì col cacciavite verso destra aumenti la pressione, verso sinistra la diminuisci. Quindi adesso la ritiro su, gli do un'altra aumentatina, però diciamo che lei parte forte e dopo diminuisce, non va più come una volta. Intanto mi sono fatto le foto all'etichetta, vediamo quanto cacchio costa sta roba e se si trova Made in United Kingdom. Ah beh, no? Ok, fatto che poi ho scoperto, cos'è che ho scoperto? Allora questa levetta qua, praticamente se io la apro, la pompa dell'acqua manda acqua all'interno del serbatoio, cioè la spinge all'interno del serbatoio, quello là. No, non riesco a capire queste robe, forse per passare l'acqua da un serbatoio all'altro, va a sapere. Ciao, apriamo, cioè, tipo così è anche tanto forte, però dopo va tanto giù, vedi? Cioè adesso ve l'ho aperta al massimo, ma va tanto giù, fino quasi a spegnersi, ma che roba. Spegne, senti come lavora la pompa? Non ci sono perdite, così fa anche il rubinetto del bagno. La doccia bene o male sembra andare bene, però aveva comunque più potenza anche la doccia. Per carità, vabbè, la ordino, a me basta. Ah, ecco sì, Italia, in teoria se non ci bloccano per Covid devo andare in Puglia, farmi 2 settimane in Puglia, nelle spiagge strafaighe che ti farò vedere se ci andiamo. E spero anche che... quanto carichi? Spero anche che io tipo lavo i piatti così. Spero che non ci blocchino per coronavirus. Senti, tu, cosa sono sti rumori? Dei tubi. Ci sarà un po' di aria dentro. Sì, no, non è come prima. Vabbè, l'importante è insomma dai che funziona e che ci facciamo queste 2 settimane, dai. Però ma non parte la telefonata. Devo chiamare sti qua perché praticamente Italia, perdona le riprese come sempre, mi è tornato il problema delle acque chiare che spulsano, spacca, mi è tornato il problema delle acque chiare che spulsano e quindi ho preso il cloro, solo che c'è scritto una pastiglia ogni 10.000 litri di acqua, hai capito? E quindi insomma su 120 litri quanto cacchio devo metterne? Per parlare con l'assistenza clienti premi 1. Oh, vai. Che cool significa che fortuna. Ok. Una pastiglia ogni 10 metri cubi di acqua. Buongiorno, sono Mario. Buongiorno Mario, sono Yuri, mi scuso per il disturbo, io ho acquistato del vostro cloro Papillon tricloro lunga durata, no? C'è scritto una pastiglia ogni 10 metri cubi, io però dovrei metterla su un serbatoio di un camper che è 120 litri, quindi chiedevo, perdona l'ignoranza, visto le pastiglie sono anche piccole, quanto devo metterne? Adesso guarda, al volo così non riesco ad aiutarla per fare la combinazione giusta. Allora, guarda, una pastiglia di tricloro, giusto? Sì, c'è scritto nella scatola una pastiglia ogni 10 metri cubi. Sì, e voi avete un serbatoio da 120 litri. Esatto. Io ho detto taglio la pastiglia col coltello, ma ho detto quanto? Un quinto, una punta di cucchiaino di caffè, cioè non ne ho proprio la minima idea. Perché poi dovrei farmi la doccia con questa. Sì, giusto per non... Mi confronto, mi segno un attimo i vostri contatti e per non dare una risposta, se provo a contattare i nostri colleghi che si occupano di questo prodotto, quindi per dare una risposta il più precisa possibile. Perfetto. Potete darmi un contatto? Sì, ti lascio il numero e da fargli presente sì che ho delle alghe, quindi da capire se prima devo svuotare tutto oppure se posso buttare direttamente il cloro. Attualmente ci sono
delle alghe. Sì, e con quest'acqua dovrei farmi la doccia e basta, solo fare la doccia e lavare i piatti. Ok. Quindi non va bevuta. Volevo chiedere un'altra cosa, avete un'urgenza di avere una risposta entro questo weekend, entro domani? Se riesci a farmi la cortesia, perché sto per partire, diciamo, l'ho pulito 3 volte nel giro di un mese e per 3 volte ricontinuo a farmi le alghe, ho detto boh, proviamo del cloro a sto punto. Ok. Non riesco Allora, a io capire. spero di dare una risposta entro domani, non garantisco oggi, perché prima devo sentire i colleghi e cercare di ricontattarli. Gentilissimo. Entro domani la ricontattiamo. Il Per- signor Yuri, giusto? Esatto, gentilissimo. La ringrazio. Gentilissimo Mario, Facciamo sapere. buon lavoro. La saluto, arrivederci, Salve. all'altrettanto, arrivederci, buona giornata. Ecco, ho fatto Italia. Niente, spuzza e continua a spuzzare. Ah, questa è la pompa dell'acqua nuova, vedi? Guarda, ha molta meno pressione, ma mi va bene lo stesso, insomma, ecco, anzi che così consuma anche meno. L'altra l'ho tenuta perché poi alla fine basterà cambiare dei gommini dentro per revisionarla, rimetterla a nuovo. Invece resta il problema delle acque chiare che mi puzzano come i bagni di San Filippo. Guarda, continuano a fare alghe. Ho messo la mucchina, no, dopo averlo pulito bene, non è servito un cazzo, e adesso niente. Ah, aspetta Italia, ci ho fatto anche il giro di cloro non ha fatto un cazzo. Quindi, esattamente. Per fortuna Pulmin vedi ha la levetta per scaricare le acque bianche, no? Le acque bianche sono le acque pulite che tu usi per farti la doccia, per il lavandino della cucina, per lavare i piatti, eccetera, eccetera. Io non bevo mai quest'acqua e neanche non ci faccio la pasta, però comunque insomma lavarsi è importante, poi ti va nel viso, hai capito? Solo che costanda a Campacavallo re. Robe serie Italia, non posso filmare adesso, ma dopo te conto. Ok, no, allora adesso posso raccontare. Allora, riassunto di tutto. Allora, ovviamente adesso prima di pulire sto svuotando il grosso, ok? Quindi non siamo alla pulizia, sto facendo 2 lavaggi con varachina e acqua. Il compressore che vedi serve per smuovere bene l'acqua, ok? Farla andare dappertutto. Ovviamente una grattatina anche con la spugnetta, chiaramente. E questo aggeggio che vedi serve per buttare fuori l'acqua, ok? Quindi viene pescata l'acqua assieme anche alle alghette, ok? E vengono buttate fuori tutto quanto. Questo è il secondo lavaggio. Dopodiché si passa all'acido citrico. Quindi una volta diciamo pulito bene tutto, no? Metto dentro 700 grammi di acido citrico, bisognerebbe metterne molti meno, ma nel mio caso devo dare una sanificata a tutto, non mantenimento, ok? Quindi sono 700 grammi, riempio quasi il pieno di acqua, anche lì col compressore gli si dà una bella girata in modo che prenda bene tutte le pareti, dopodiché con un tubo di gomma attaccato ad ogni rubinetto si fa andare il rubinetto e ritorna dentro il serbatoio in modo tale che ricircoli anche quell'acido citrico all'interno dei tubi e i rubinetti. E niente, una puzza. Ho pompa dell'acqua cambiata perché era andata, l'altra me la sono tenuta per sicurezza, questa abbastanza meno pressione ma mi va benissimo perché è molto più che sufficiente e comunque mi dura di più, no? Hai capito? Quindi bene. Invece l'acqua continua a puzzare, guarda che roba, adesso ho comprato l'acido citrico. Perché per quanta mucchina io continui a mettere eccetera, guarda, mi fa quelle merda di alghette, vedi, e puzza da morire, puzza veramente tantissimo, puzza proprio da acqua stagna, tipo da bagni di San Filippo puzza. Approfitto del compressore per fare un po' di pulizia, il pulmino è tutto smontato, non hai idea di quanto disastro c'è quando tieni un cane. Eccolo.